Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Regione Friuli Venezia Giulia, ospiti di gente unica. Recitava così la copertina dell'elegante brochure di presentazione del meeting internazionale giovanile di Brugnera. Un meeting con i fiocchi che ha regalato emozioni forti al numeroso pubblico presente sulle tribune dell'elegante impianto Guido Maccan, dedicato all'imprenditore di Porto Buffolè che morì in un tragico incidente stradale nel marzo 2011. L'Atletica Brugnera Friuli Intagli ha organizzato perfettamente questa 18ª edizione, mettendo in campo tutti i suoi gioielli, degnamente premiata dagli stessi con prove d'autore. La regina del pomeriggio è stata Giada Carmassi, che ha vinto i 100 ostacoli davanti alla slovena Pregeli Joni Tomicic. L'atleta di Magnano in Riviera ha stoppato i cronometri a 13,17 contro i 13,63 della slovena. Buon quarto posto per Anna Bionda, Custrieste in 14,09. Alla Carmassi è stato assegnato il premio in ricordo del tecnico Gianfranco Chessa, che se ne andò il 29 luglio 2017 all'età di 70 anni. E visto che l'appetito viene mangiando, l'ostacolista si è poi allineata alla partenza dei 100 metri, vincendo in 11,92 davanti alla compagna di team Giorgia Bellinazzi, 11,95. Bene, quasi benissimo Joyce Mattagliano dell'Esercito, che ha vinto i 1500 in 4,16,94, ha un personal best di 4,11,84 fatto quest'anno a Roma. Rimanendo al settore femminile, citiamo il 54,43 sui 400 della croata Veronica Liaciv, i miglioramenti della promessa di Brugnera Ilaria Bruno, anche sui 1500 con 4,31,85 e un discreto salto in lungo vinto dalla padovana Carol Zangobbo con 6 metri davanti alla campionessa italiana allieve Mifri Veso con 5,88 m. In campo maschile il miglior risultato tecnico lo ha fatto registrare il siepista Abdullah Musa. L'8,43,93 dell'atleta di Ezio Rover gli ha regalato il trofeo alla memoria di Guido Maccan. 800isti distribuiti in 4 serie ed Enrico Ricobon, Brugnera Friuli Intagli, si esprime come sa e vince in 1,48,21, regolando il croato Martino Bloudek 1,48,67. Nei 5.000 dominio africano con il burundiano Celestin Dikumana 13,53,52 e i keniani Isaac Kemboi 13,54,67 e Mojena Castro Rowena 13,54,79. 3 atleti a 2,17 m nell'alto, con vittoria della promessa dell'aeronautica Manuel Lando davanti al francese Sébastien Micot e a Silvano Chesani delle Fiamme Oro. Sottotono i nostri Enrico Cattaruzza, Equipe Athletic Team, e Simone D'Alzilio, Brugnera Friuli Intagli, fermi a 1,96 m. Disturbati dal vento i 100 che in finale soffiava a meno 2,4 m con vittoria di Michael Chiereme dell'Atletica Montanari Gruzza con il nostro Paolo Messina terzo in 10,95. Sulla pedana del disco Enrico Sacomano, Malignani Libertas ha messo giù una buona serie dove la miglior fiondata è atterrata a 58,73 m per 1.005 punti che non hanno dato per un solo punto all'atleta di Adriano Cos che la scorsa settimana a Imola si è portato a 60,99 m il primo posto quale miglior prestazione maschile. Abbiamo raccolto le impressioni di alcuni dei protagonisti del meeting. Sentiamoli. Siamo qui al meeting di Brugnera e io anche quest'anno ho doppiato le gare, ho fatto i 100 ostacoli e i 100 metri piani. Sono molto soddisfatta della mia gara sui 100 metri ostacoli. Ho fatto un 13,17 che corrisponde al mio stagionale, dopo che quest'anno stiamo lavorando da pochissimo tempo sulla tecnica per poter mettere a punto degli errori tecnici e oggi abbiamo visto un po' il frutto di questo poco lavoro. Quindi sono molto fiduciosa per le prossime gare di questa ultima parte di stagione e soprattutto della nuova stagione dell'anno prossimo. Anche sui 100 metri sono soddisfatta del primo posto, peccato per il vento contrario, però è sempre un onore correre in questa pista, ovvero la pista della mia squadra. Ciao, anch'io sono molto contenta di aver corso qui, visto che dovevamo onorare questo meeting e questa bellissima pista. Ho corso i 100 metri piani in rientro diciamo, da un mese molto impegnativo in cui ho avuto 2 campionati italiani e i giochi del Mediterraneo ad Orano, quindi ero ancora molto stanca, però comunque sono contenta di aver corso batteria finale, di aver raggiunto il secondo posto
Il tempo ovviamente non mi soddisfa, però sono ancora appunto molto in carico e è un punto di ripartenza per dei prossimi appuntamenti che si preannunciano comunque molto importanti e interessanti, dove si spera di correre ancora meglio. Sono veramente soddisfatto della prestazione fatta oggi. Non pensavo con questo caldo, sono veramente contento, sono partito tranquillo all'inizio, ho corso forte l'ultimo 1000, direi che sono veramente soddisfatto, molto soddisfatto per il tempo e per come aver saltato gli ostacoli, sono soddisfatto soprattutto per quello. Ho fatto 3 volte la misura ai 58 metri, non è una misura che mi appartiene perché so di valere molto di più, però so anche che in questo periodo, dopo aver fatto 3 volte il record regionale e comunque 3 volte il personale, devo dire che comunque sono soddisfatto perché è una buona costanza e una buona media. In vista delle gare future, per ora ci sarà soltanto la gara che si svolgerà a Trieste con il Triveneto e la Slovenia. E poi ci sarà un periodo di riposo anche per me finalmente e poi si ripartirà a settembre con i Giochi del Mediterraneo a Pescara, dove lì si punta in alto e si punta sicuramente alla conquista del primo posto e della medaglia, con una bella misura ovviamente, perché comunque sento che in questo momento so che posso fare tanto, posso migliorare ancora il record regionale e sicuramente punto anche il record italiano Under 23. Che appartiene a Marco Martino e adesso, che dire, ci mettiamo sotto, però prima di tutto una settimana di riposo, sicuramente. Com'è andata la gara? Che ne pensi? Allora, sono un pochino stupito, sono molto in forma, non me l'aspettavo, pensavo di essere in fase calante sinceramente, invece oggi è venuta una vittoria con un tempo buono nonostante un passaggio abbastanza lento i primi 400, quindi adesso mi è venuta fame e adesso nelle prossime gare cerchiamo di fare sto record regionale che è da troppo tempo che sta in piedi. E quant'è il record regionale? Non lo so, 1,47 alto mi ricordo. Ci sta. Prossime gare, prossimi appuntamenti? Prossime gare martedì a Trento, 800, seguitemi. No, non è vero. No, non è vero, dai, vediamo di fare. Tu prossime gare? Prossime gare vacanza. Prossime gare vacanza. Finite. Allora appuntamento con me e Marco Ranucci dopo martedì, vacanza. Insieme. Tutti al mare. Tutti al mare. La gara è andata bene. Abbiamo avuto un po' di sfortuna per il vento che ha beccato un muro di 2,5 metri contro, che un po' ha influenzato sulla prestazione, però le condizioni sono veramente ottime. Adesso mi fermerò per la pausa estiva, poi dopo riprenderò la preparazione per i CDS che avrò a settembre, quindi devo tenere la forma. Però è stata una bellissima gara, peccato per il vento. Nel programma anche la quinta prova dell'atletica giovani per cadetti e ragazzi. Nei cadetti Sebastiano Di Tos dell'atletica Jesolo si impone nei 1000 in 2:39,28. Emma Vrek della Libertas Friul Palmanova vince in 42,78 i 300, ma soprattutto Ginevra Cimarosti della San Vitese e Giada Gonano della Libertas Tolmezzo, rispettivamente seconda e terza sui 1000, dietro alla jesolana Denise Marinello, scendono a 3 minuti 3,80 e 3 minuti 4,98. Nelle cadette 8,47 sui 60 di Giorgia Past delle Dolomiti Friulane e 3,18,04 sui 1000 di Rebecca Prodani della San Vitese. Un meeting condotto bene è riuscito meglio, ma non c'erano dubbi che sarebbe andata così, vista la solidità organizzativa dei promotori. Sentiamo il vice sindaco e l'assessore allo sport del comune di Brugnera. Noi come amministrazione comunale siamo orgogliosissimi di questo meeting internazionale organizzato dall'Atletica Friuli Italia di Brugnera. E ne siamo veramente orgogliosi, quest'anno in particolar modo anche perché dopo la pandemia abbiamo 600 atleti, da come mi dice Ezio Rover, quindi 600 atleti penso che non siano mai arrivati e ho visto delle gare veramente di ottima qualità. E quindi noi non possiamo che essere contentissimi per quello che possiamo fare come amministrazione per lo sport a Brugnera. Perché lo facciamo sempre perché noi come sanno normalmente in giro lo sport a Brugnera per noi è una cosa fondamentale, investiamo molto perché ne crediamo nei giovani, crediamo che appunto lo sport sia prevenzione, quindi ringraziamo nuovamente l'Atletica Friuli Tagli per quello che fa e per quello che farà.
Anche oggi una bellissima edizione del meeting di Brugnera, siamo quasi arrivati alla fine di questo evento, un evento che ormai è la 18ª edizione e anche quest'anno bisogna dire che sono arrivati a dei livelli di sport incredibili, atleti veramente di primissimo livello, a livello nazionale e internazionale, che oggi sono venuti qui nella pista di atletica rinnovata l'anno scorso di Brugnera. Siamo orgogliosi di questa manifestazione, dell'associazione che segue questa manifestazione, che è l'Atletica Brugnera Pordenone Friuli Intagli, un'associazione che da anni si riconferma fiore all'occhiello di tutto il movimento dell'atletica nazionale. Quindi un grazie sicuramente a tutti gli organizzatori, un grazie a tutte le persone presenti e a tutti gli atleti che in questa giornata sono venuti a Brugnera a passare una buona giornata di sport. E ora le ultime notizie a cura di Greta Iuri. Noi ci lasciamo qui anche per questa settimana. Grazie per il fedele ascolto, arrivederci a lunedì. Al quinto meeting estivo di Mezzofondo, Enrico Brazzale, 27enne dell'Atletica Vicentina, 1,46,93 di personale sugli 800 metri e 3,46,62 sui 1500, ha vinto la gara clou dei 1000, dedicata alla memoria di Maurizio Riabiz, nel tempo di 2,25,24. Una corsa condotta a buon ritmo fino all'imbocco dell'ultimo rettilineo da Matteo Spanu, Marignani Libertas, che ha dovuto inchinarsi al rush dell'atleta veneto. Spanu, 2,26,75 il suo crono, era reduce dal brutto ritiro sui 1500 metri al meeting di Trento e questa performance può dargli quell'iniezione di fiducia per andare avanti. Terzo posto per Matteo Jereb della Libertas Grions-Remanzacco in un buon 2,29. Sulla stessa distanza al femminile, successo senza palpiti di Francesca Gariu, Malignani Libertas Udine, in 3,02,70, che si è affermata davanti a Irene Ferfoglia, Sportiamo Trieste, 3,06,82, e Glenda Basei, Brugnera Friuli Intagli, terza in 3,10,52. Cadetti e cadette hanno affrontato il doppio giro di pista. A dettare legge tra i maschi sono stati gli atleti della Libertas Friuli Palmanova, del tecnico Carlo Spinelli. Primo Alberto Scacco in 2,19,89 e secondo Federico Zanutel in 2,20,34. Tra le donne il duello tra la Tolmezzina Giada Gonano e la Palmarina Linda Minigutti si è risolto a favore della prima, che ha tagliato il traguardo in 2,25,33 contro 2,27. Sui 1000 metri ragazzi, Arion Ferrando, Libertas Maiano, l'ha spuntata in 3,12,78 su Tommaso Simonutti, Libertas Friuli Palmanova, in 3,13,46. Infine, sempre sui 2 giri e mezzo di pista, Cristina Treu, Marignani Libertas, ha sbaragliato il campo terminando la prova in 3,24,70. Il trofeo dedicato a Maurizio Riabiz è stato consegnato dal figlio Federico al vincitore dei 1000 maschili, Enrico Brazzale. Lo scorso weekend si sono disputati i campionati europei master di corsa in montagna e trail all'Affe Class, nel dipartimento francese della Savoia. L'Atletica San Martino, reduce dall'organizzazione dei campionati italiani a Meduno, ha partecipato con una qualificata formazione che ha raccolto 2 medaglie nelle competizioni a squadre grazie ai fratelli Moretti. Cristina seconda nella F45 e Roberto terzo nella M60. L'occasione è stata propizia per rinsaldare le amicizie con le altre rappresentanze nazionali, a cominciare da quella svizzera, che organizzerà gli Europei 2023 ad Adelboden, mentre nel 2022 una rappresentanza sanmartinese parteciperà ai mondiali master di corsa in montagna in Irlanda, programmati a inizio settembre.